Violenza a Rosà, alle porte di Bassano del Grappa, marito uccide la moglie coprendo il corpo con un lenzuolo, poi si toglie la vita impiccandosi, le indagini affidate alla polizia. Varianti del virus, il punto delle ultime sequenziazioni, 4 le mutazioni del Covid in Veneto, quasi il 20% dei nuovi positivi si contagia con quella inglese, 4 casi a Cortina. Acquisto dei vaccini, il governatore Zaia chiede alle grandi case farmaceutiche di chiarire i loro canali di vendita, intanto oggi è arrivata una nuova offerta per lotti di vaccino AstraZeneca. Riunito oggi per la prima volta il comitato scientifico dell'Osservatorio dell'Autonomia che supporterà la delegazione trattante a Roma, una vera e propria task force che guarda il governo Draghi. Una densa nuvola nera nei cieli dell'Alta Padovana, una scintilla partita da un macchinario ha semidistrutto un capannone di stoccaggio e lavorazione di rifiuti plastici. Responsabile della Federazione Sci minacciato di morte dopo le polemiche sul rocambolesco svolgimento del gigante parallelo di Cortina, l'autore del messaggio sarebbe un informatico svizzero. Oggi pomeriggio a Treviso è stata set d'eccezione per un film internazionale ambientato nel 1946, protagonista assoluta l'attore statunitense Liev Schreiber. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione regionale dei nostri notiziari. Subito in apertura una notizia dell'ultima ora, un omicidio suicidio a Rosà, siamo alle porte di Bassano del Grappa, un uomo ha ucciso la moglie, poi si è tolto la vita. Per noi sul posto c'è Monica Smiderle. Monica, buonasera. Buonasera a te Anna, buonasera a tutti i nostri telespettatori. La tragedia familiare si è consumata a Rosà, in via Cadolfin. Marito e moglie sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A fare la drammatica scoperta nel pomeriggio di oggi è stato un familiare, un nipote, preoccupato perché la coppia non rispondeva al telefono. L'uomo, che aveva una copia delle chiavi dell'abitazione dei due coniugi, è entrato all'interno della villetta e ha trovato i corpi senza vita dei due coniugi. La donna era a letto coperta da un lenzuolo ancora con la camicia da notte, mentre il marito si trovava nel piano interrato della villetta. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, l'uomo avrebbe colpito la donna probabilmente con un coltello e poi si sarebbe impiccato. Immediatamente è scattato l'allarme in via Cadolfina. In questo momento si trova la polizia scientifica, i carabinieri, il PM di turno, oltre naturalmente alla polizia locale. Una tragedia inspiegabile per i vicini di casa, per la comunità, per i familiari, ma anche per il sindaco Paolo Bordignon, che ci ha raccontato che la coppia era comunque seguita dai servizi sociali del comune, ma nulla aveva lasciato intendere, insomma, che in qualche modo si sarebbe consumata la tragedia. Si tratta di Domenico Bizzotto, 83 anni, e Antonia Rattin, 80enne, una coppia solida, ormai erano sposati da una trentina d'anni. L'uomo, ci raccontano, era un tipo piuttosto apprensivo, si sarebbe preoccupato molto per le condizioni della moglie nell'ultimo periodo, perché era stata sottoposta ad un intervento chirurgico, pare, per un femore. Comunque la tragedia si sarebbe consumata probabilmente questa mattina, perché ieri i coniugi avevano ricevuto la visita dei nipoti. Una tragedia per la comunità davvero inspiegabile. Comunque c'è il PM e la polizia scientifica che stanno ancora lavorando all'interno della villetta. Per il momento, Anna, è tutto. Se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Monica, grazie per gli aggiornamenti. Non esitare a chiederci la linea se vi dovessero essere delle novità. Noi andiamo avanti perché oggi, durante il punto stampa del presidente Zaia, sono stati resi noti i risultati delle sequenziazioni che ormai da mesi vengono fatte all'Istituto Zooprofilattico. Sono 4 le varianti che sono ufficialmente entrate in Veneto. Quella predominante con un 17,7% è quella inglese. Vediamo. Le mutazioni che sono favorevoli al virus sono quelle che vengono mantenute perché danno al virus un vantaggio rispetto al resto della popolazione virale. Quindi è normale che il virus muti, più noi lo mettiamo sotto pressione e più lui muta, è una specie di battaglia
fra noi e il virus. In sintesi, questa è la spiegazione della diffusione di nuove varianti, 4 quelle preoccupanti in Veneto, da parte della dottoressa Ricci, che ha esposto i risultati delle indagini effettuate nelle ultime 2 settimane su 296 campioni per avere una fotografia nazionale sulla presenza della variante inglese. 182 sono stati sequenziati e la variante inglese in Veneto è risultata del 17,7%, in linea con la media nazionale. 22 campioni da 2 istituti scolastici e una sorveglianza su 2 casi particolari in cui è stata riscontrata la variante brasiliana. Scoperti anche 4 casi di variante inglese su 6 campioni inviati dalla sorveglianza tra le positività emerse tra i partecipanti dei mondiali di sci di Cortina. Si tratta di residenti in Italia e, tenuto conto dei circa 10 giorni necessari al sequenziamento, le positività sono state riscontrate ben prima dell'avvio dei mondiali. La variante inglese ha una caratteristica molto spiccata di contagiosità, quindi è in grado di contagiare più persone e di diffondersi molto rapidamente nella popolazione. Questa è la sua principale caratteristica. E questa variante non è più pericolosa né più contagiosa nei bambini. Il tema delle varianti, ha spiegato la dottoressa Russo, si è legato a quello della sorveglianza. Nel momento in cui si segnala un caso, l'indagine va dunque ampliata. Quindi non solo i contatti stretti, familiari, i contatti lavorativi, ma anche, torniamo un po' a quello che era il percorso che abbiamo adottato nella fase 1 della malattia, a tutti i contatti, anche quelli a basso rischio. Adesso bisogna ricostruire un percorso di contatti possibili in modo tale che vengano identificati ed isolati proprio per interrompere la circolazione del virus ad un periodo di possibili contatti più lungo. C'è poi la questione dell'efficacia vaccinale. Sicuramente i vaccini ad oggi approvati sono efficaci nei confronti della variante inglese, che è quella attualmente più diffusa in Italia, quindi non c'è un problema, diciamo, di tenuta di copertura vaccinale. Ci sono dei dubbi relativamente alla variante brasiliana, non perché il vaccino non sia efficace, ma potrebbe essere meno efficace verso questa variante, quindi è estremamente importante contenerla ed evitare che si diffonda. L'attenzione deve essere massima da parte di tutti. Intanto oggi al Veneto è arrivata una nuova offerta, sempre da parte di intermediari, di un lotto di vaccino AstraZeneca. Lo ha dichiarato oggi il governatore Zaia, che ha anche rivolto un messaggio alle case farmaceutiche affinché chiariscano i contorni di questa vicenda, che di fatto vede un botta e risposta tra necessità di acquisto regionale, commissario Arcuri e poi anche l'opposizione in Consiglio regionale. Sentite. La domanda ancora più semplice, che ci toglierebbe ogni imbarazzo: potete dichiarare che tutto quello che non è distribuito dall'Europa non è vaccino? È finita lì, Chiudiamo la cartellina, perdiamo poco tempo, evitiamo di andare a chiedere codici. L'affare si fa sempre più grosso, e non solo perché le dosi di vaccino sul mercato sono tante, 27 milioni, ma anche perché al gruppo di regioni che spingono per la strada dell'acquisto parallelo si è aggiunto anche il Trentino. E allora Zaia, che ha ribadito oggi in conferenza stampa di non aver visto le carte né di conoscere l'identità degli intermediari, questa volta si rivolge direttamente alle case farmaceutiche. Noi abbiamo un obbligo etico e morale di verificare, perché neanche la possiamo liquidare e dire ma lasciate perdere. E potrebbero darci una mano le big pharma dicendo tutto quello che non è nel circuito europeo non è vaccino. Cioè, uno saprà a chi gli ha dato i vaccini. E questo avviene mentre parallelamente il commissario Arcuri, nella trattativa Flor Intermediari, chiede di farsi dare il numero dei lotti per avviare una prima verifica. Noi non siamo nelle condizioni di verificare se l'offerta ha un vaccino o acqua distillata dietro. Intanto oggi è arrivata al Veneto una nuova proposta per vaccini AstraZeneca. In Emilia-Romagna il presidente Bonaccini ha ufficializzato una proposta arrivata dalla Croazia. Insomma, il mercato si sta muovendo. L'Unione Europea mette in guardia dagli acquisti fai da te al di fuori dei canali ufficiali. L'opposizione in Consiglio regionale raccoglie le dichiarazioni della presidente Ursula von der Leyen, sollecitando la regione alla massima trasparenza. Il presidente ha il dovere di denunciare in procura portando tutte le carte, sostiene in una nota al Partito Democratico. Zaia non può tirare dritto, come se nulla fosse. Più chiaro di così. Abbiamo dato le carte, cioè abbiamo interpellato l'AIFA, il commissario Arcuri. Cioè, a me spiace che si voglia sempre vedere il torbido dappertutto. Se le grandi case si esprimessero in maniera più tranchant, avremmo risolto
tutto il problema in maniera molto veloce. Cosa potrebbe cambiare? Oggi il Veneto ha una capacità vaccinale che può arrivare fino a 1 milione di inoculazioni al mese. Con la disponibilità di vaccini attuale vacciniamo 100.000 persone a settimana. Prime vaccinazioni in fiera per il mondo della scuola. Si partirà sabato mattina. In queste ore si stanno raccogliendo le prime prenotazioni. Andiamo a Padova. Eccole le prime 8.500 dosi del vaccino AstraZeneca, il siero che da sabato prossimo verrà somministrato in fiera a Padova al personale della scuola, docente e non docente. Si partirà con gli operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sulla base dei primi elenchi forniti dalle strutture scolastiche e sulla base dell'elevato numero di prenotazioni seguite. In queste ore si stanno raccogliendo ulteriori prenotazioni. A breve sarà disponibile anche un link apposito all'interno del sito dell'ULSS 6. 20.000 in totale le persone che potrebbero essere vaccinate nell'ULSS di Padova tra scuole pubbliche e private, le prime 100-200 persone in fiera sabato mattina. Nelle altre sedi le vaccinazioni la prossima settimana. E si è riunito oggi per la prima volta il Comitato Scientifico sull'Osservatorio per l'Autonomia. Supporterà la delegazione trattante a Roma. Si tratta di una vera e propria task force. Vediamo. Vedremo di compiere, non siamo mai stati fermi, le ulteriori attività per quanto ci riguarda e quindi essere pronti nel momento in cui la macchina si rimette in moto. Riportare l'autonomia al centro del dibattito politico, questo l'obiettivo della Regione all'indomani dell'insediamento dell'esecutivo Draghi. L'ennesimo round quindi, stavolta con l'istituzione di un comitato scientifico nuovo di zecca, chiamato a supportare con studi e numeri la battaglia a Roma della delegazione trattante, guidata proprio da Bertolissi. Credo che l'istituzione dell'osservatorio serva a imprimere maggiore forza anche alle iniziative della Regione. La task force è quindi costituita. Del nuovo comitato scientifico fanno parte, tra gli altri, docenti e costituzionalisti degli Atenei del Nord-Est, il Consiglio regionale, la CGA di Mestre, lo stesso Osservatorio per l'Autonomia. Tutti si sono ritrovati per la prima volta in modalità online. Di passaggio amministrativo di grande significato parla Zaia, per il quale il fine resta soltanto uno, ovvero la firma dell'intesa con il governo. Una partita politica ma anche tecnica, in punta di diritto, in linea peraltro con la natura del nuovo esecutivo. Più nel dettaglio, aggiunge Bertolissi, bisogna riprendere in mano il testo della preintesa raggiunta con l'ex ministro Boccia e la questione dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. A monte però si dovrà ribadire un principio generale. Se uno sa fare qualche cosa, lasciamoglielo fare. Capisce cosa intendo dire? Che è lo spirito pratico, quello che segue un imprenditore qualunque che rischia il suo capitale e alla fine, se non si ritrova in mano niente, porta i libri in tribunale. Però sa qual è il difetto fondamentale? Chi si occupa delle cose pubbliche non fallisce mai. E sempre parlando di autonomia, siamo andati a Bassano del Grappa per capire che cosa ne pensano i cittadini e quali sono le speranze nei confronti di questa commissione. Che sia volta buona una volta per tutte. Ormai è mesi e anni che si va a Drio e si evita a parlare e non si combina niente. Ci saranno solo delle parole, tanti auguri, fate bene, vedrete che ve li daremo e ciao bambini. Cambierà qualcosa? Dovrebbe cambiare, ma col tempo ho molta poca fiducia. Vediamo un po' cosa pensano anche le opposizioni, però io credo che ci siano buoni margini. Dovrebbe essere ormai giunta all'arrivo la cosa, o almeno con la nuova rappresentante per le regioni, le autonomie regionali, quindi siamo fiduciosi. Sto guardando cosa succede, per dire la verità. Draghi sa quello che fa e lui almeno ha tanta esperienza. Sarà molto difficile perché ci sono altre priorità e bastone tra le rotte sarà sempre messo e sarà un po' difficile, ma il desiderio è grandissimo. Io penso che qua in Veneto l'autonomia non ce la daranno mai. Perché? Perché è impossibile che ci diano l'autonomia. Anche se Zaia lo predica, ma non ce la daranno mai. Oh, sarà molto difficile, non credo proprio.
È di oggi l'ufficialità della notizia. Marco Trivelli è stato destituito come direttore generale welfare della regione Lombardia e al suo posto arriva Giovanni Pavesi, ex direttore generale dell'ULSS Ottoberica, ex dirigente della regione Veneto, come sappiamo e siamo stati abituati a seguirlo, qualificato componente del network Bocconi, che riunisce una quarantina tra i migliori direttori generali delle aziende sanitarie in Italia. Andiamo ora in Alta Padovana, una densa nuvola nera, una scintilla partita da un macchinario che ha semidistrutto un capannone di stoccaggio e lavorazione di rifiuti plastici. Andiamo a Tombolo. Sono passate da poco le 8:30 di giovedì quando in via Sant'Antonio scoppia un devastante incendio. In cielo si alza una nuvola nera ben visibile a chilometri di distanza. Le fiamme divampano nel capannone della ditta Fratelli Volpato, dove sono in corso quotidiane operazioni di triturazione della plastica, da avviare in questo caso la discarica. A innescare il rogo la scintilla partita dal rullo di questo imponente macchinario e finita nei rifiuti plastici stoccati. Immediato l'intervento degli addetti e l'arrivo dei vigili del fuoco da Cittadella, Castelfranco e Padova. Abbiamo preso l'estintore e dopo abbiamo lavorato con l'impianto antincendio che abbiamo. Per fortuna che eravamo qua, perché se succede di notte... I vigili del fuoco hanno lavorato per tutto il giorno, spente le fiamme, si è operato lo smassamento del capannone alla ricerca di altri focolai. Un intervento molto delicato per la vicinanza di un cavo di media tensione che ha costretto l'Enel a togliere la corrente a parte della zona artigianale. Tra i primi ad arrivare sul posto anche il sindaco di Tombolo, Cristian Andretta, che ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta all'aria aperta nel comune fino alle 15 del pomeriggio, seguito dal primo cittadino di Cittadella per la zona a sud, nel quartiere di Facca. Presenti anche i tecnici dell'ARPAV per i rilievi. I cittadini possono stare tranquilli perché comunque la cosa più importante è quella che i tecnici dell'ARPAV ci hanno fatto presente che i rilievi non hanno dato segni di sostanze nocive nell'aria. Nel pomeriggio è revocata l'ordinanza dell'ARPAV, l'invito ai cittadini a lavare con cura la verdura raccolta negli orti. Dal Padovano al Veneziano andiamo in via Villa Boiona di Campolongo Maggiore per un altro incendio probabilmente divampato a causa di un freezer. I gestori che si trovavano al piano di sopra di un locale insieme ad un bambino sono stati bloccati dal fumo e fatti evacuare grazie all'intervento dei vigili del fuoco con le scale. Le fiamme si sono sviluppate all'alba, il fumo si è esteso al vano scale e al piano superiore. Per le operazioni di spegnimento conclusesi intorno alle 9 di questa mattina sono intervenuti 14 operatori delle squadre di pompieri arrivati da Mira, Mestre e Piove di Sacco. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti ed è in corso anche la stima dei danni ai locali. E come preannunciato dall'amministrazione comunale e polizia locale sono iniziati i controlli negli alloggi popolari di Borgo Capriolo a Santabona dopo la sparatoria di 10 giorni fa. Vediamo. Se c'è qualcosa che mi disturba tantissimo è vedere auto con grosse cilindrate e auto lussuose fuori dagli alloggi popolari. O hai un Mercedes ultimo modello o hai un alloggio popolare, entrambi non possono convivere. Il sindaco Mario Conte è perentorio, lo spirito dei controlli in Borgo Capriolo chiaro. Alloggi popolari ma anche auto di grossa cilindrata passati al setaccio dopo i gravissimi fatti dell'8 febbraio, quando Branko Đurđević ha sparato colpendolo alla testa allo zio Đoko Đurđević, tuttora gravissimo al Cafoncello. Abbiamo cominciato un lavoro importante di verifica delle residenze, quindi andremo a capire se gli assegnatari degli alloggi vivono negli alloggi in modo corretto, che non ci siano ospiti o spostamenti spontanei, dopodiché cominceremo ad analizzare uno per uno quelli che sono i requisiti economici di queste assegnazioni, le proprietà delle autovetture, i lavori che svolgono, il tutto per ripristinare un principio di legalità che deve essere cardine nella nostra città e per coloro che usufruiscono di un servizio comunale quale gli alloggi.
Tra le pattuglie messe in campo insieme al can antidroga Luke per accertare gli effettivi occupanti degli appartamenti. I dati saranno ora confrontati con quelli in possesso dei servizi sociali, così da monitorare i reali abitanti degli alloggi pubblici. Per tenere sott'occhio i transiti saranno installate anche delle nuove telecamere di videosorveglianza che leggeranno le targhe. I controlli, che saranno frequenti e sistematici, non riguarderanno solo Borgo Capriolo. Laddove i cittadini ci evidenziano delle criticità, interverremo in prima battuta per verificare le residenze, in seconda battuta per verificare i requisiti. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Saranno celebrati domani mattina a Padova nella Basilica di Santa Giustina i funerali del professor Basso. La famiglia ha chiesto non fiori ma offerte per i bambini che lui ha tanto amato e curato. Rendere un qualcosa nella vita che sia della loro normalità è quello che noi vogliamo, perché questo è solo un momento che loro passeranno. C'è un prima e un dopo, ma non è vita a sé stante, è un futuro che loro devono cogliere e sapere che è un futuro. Diceva così nel luglio del 2018, inaugurando la Teen Zone, una stanza di svago dedicata ai pazienti oncologici e adolescenti. Garantire un futuro grazie alle cure per sconfiggere il tumore. Il professor Giuseppe Basso ha pensato ai suoi piccoli pazienti anche nel giorno in cui se n'è andato, ucciso dalle complicazioni legate al Covid-19. La famiglia dell'ex direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, infatti, rispettando le sue ultime volontà, ha chiesto al posto dei fiori di destinare le offerte ai bambini del reparto. La data dei funerali è stata fissata, verranno celebrati sabato 20 febbraio alle 10:30 nella Basilica di Santa Giustina. È prevista la presenza di tantissime persone, difficilmente la Chiesa, rispettando le norme anti-Covid, riuscirà a contenerle. Nel frattempo continua il cordoglio cittadino. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha già detto che vorrebbe che la nuova pediatria venisse intitolata al professor Basso, mentre l'AIL di Padova intitolerà alla memoria del medico dei bambini una borsa di ricerca per le leucemie. Andiamo a Cortina. Marcus Wallner, responsabile FIS delle gare maschili di Coppa del Mondo e Mondiale di sci, ha ricevuto minacce di morte via mail dopo le polemiche per lo svolgimento dell'avventuroso gigante parallelo di Cortina che ricadeva sotto la sua competenza. Lo ha riferito oggi l'ANSA. L'autore del messaggio sarebbe un informatico svizzero. A Cortina il gigante parallelo è stata la prima gara di questo tipo introdotta ai mondiali e si è svolta in maniera davvero rocambolesca, una pista più veloce dell'altra, un regolamento sconosciuto persino agli addetti ai lavori, che si erano dimenticati che nelle finali esiste l'ex equo se due atleti fanno registrare il medesimo tempo di gara, in tutto con cronometraggio e computer tarati su questa falsa convinzione. Il risultato è stato che, oltre alle dure proteste per le due piste troppo diverse tra loro, solo dopo quasi 30 minuti ci si è accorti che la medaglia d'oro non spettava soltanto all'azzurra Marta Bassino, ma pure all'austriaca Katharina Leisenberg, scesa con il medesimo tempo di manche. Marcus ha affidato tutto ai suoi legali per perseguire l'autore delle minacce. Ed ora torniamo a Treviso, giornata speciale oggi per i ragazzi del Collegio Pio X che hanno incontrato il nuotatore Manuel Bortuzzo a 2 anni dalla sparatoria che lo ha visto coinvolto. Manuel ha parlato di coraggio e di sogni partendo dal suo di sogno. Il sogno di Manuel Bortuzzo è quello di tornare a camminare, è ovvio, questo non lo perderò mai, anche quello di vincere un'Olimpiade, anche quello di realizzarsi nella vita, di far stare bene le persone che affianco, quindi sono tanti i sogni, come sono tanti i sogni di questi ragazzi, e oggi spero di averli fatto capire che non devono mai smettere di credere nei sogni, mai smettere di credere in quello che vogliono, che nessuno potrà mai fermarli se loro qualcosa lo vogliono davvero. Un messaggio semplice quanto dirompente, quello che Manuel Bortuzzo ha lanciato ai ragazzi della scuola secondaria del Collegio Pio X di Treviso, rapiti da una storia diventata emblematica nella sua crudeltà. Era il febbraio del 2019, esattamente 2 anni fa, quando Manuel, per uno scambio di persona, rimase coinvolto suo malgrado in una sparatoria a Roma. Il coma, il risveglio, la paralisi alle gambe, la lenta rinascita. Proprio lui, giovane promessa del nuoto italiano, una vita stravolta ma non interrotta, che grazie a coraggio e disciplina si è rinnovata tra allenamenti in vasca e lezioni di piano. Il lavoro principale è poter credere in noi stessi, lo dobbiamo fare noi per noi stessi, nessuno lo farà mai per noi come lo possiamo fare noi. Tante le braccia alzate, tante le curiosità di fronte a un ragazzo alla fine che ha pochi anni di più, 21, ma che sembra già un gigante.
Incontri come quello di oggi sono importanti proprio in momenti come questi, quando i ragazzi si trovano in una situazione di disorientamento generale, perché la vita un po' ci sfugge, un po' sfugge loro, un po' sfuggono i punti di riferimento. Curiosi, e io di questo sono contentissimo, perché se la curiosità parte proprio dai giovani, dove è lì che si può attuare proprio il cambiamento, è una cosa bellissima. Quindi curiosi un sacco e persone che sanno ascoltare, quindi super felice. A Treviso ancora, che oggi è stata set d'eccezione per un film internazionale ambientato nel 1946. Guardate le immagini. Un tuffo nella Treviso degli anni 40, quella dell'immediato dopoguerra, la ripartenza di ieri e quella di oggi. È un ciak dalle 1000 suggestioni, quello che ha interessato il cuore della città, quel ponte di Buranelli già iconico ma destinato ora a una grande platea internazionale. Del resto la presenza di Liev Schreiber è la migliore garanzia di successo. Attore statunitense già visto in film come Salt e Il caso Spotlight, è il protagonista dell'adattamento cinematografico di Across the River and Into the Trees, l'omonimo romanzo di Ernest Hemingway, scritto nel suo soggiorno tra Cortina e Venezia. Treviso quindi come set ideale di una pellicola che vuole restituire dignità e sostanza a pagine memorabili di letteratura. Set blindato, massime le misure di sicurezza sul fronte anti-Covid. Ragazzi, chi è libero andasse a misurarsi da me. Tra Vicolo del Gallo, Piazza Rinaldi e i Buranelli, Liev Schreiber veste i panni di Richard Cantwell, ufficiale americano in servizio in Italia, mentre corre l'anno 1946. Un eroe di guerra chiamato la sua battaglia più dura, una malattia terminale che non gli impedisce però di innamorarsi di una giovane contessa. A Schreiber l'omaggio della città di Treviso. Liev è un po' il mito di tutti noi, lo seguiamo nei film, nelle serie TV, però fa piacere che Treviso diventi il set di un film così importante e chissà che questa sia la prima di una lunga serie, tant'è che parleremo anche di nuove progettualità che potranno vedere Treviso protagonista. Quindi benvenuti a tutti gli attori, benvenuto a Liev e a tutto il cast di attori, perché Treviso insomma è sempre aperta a queste nuove esperienze. Domenica 21 febbraio sarà passato un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto e proprio domenica alle 21:15 su Antena 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre in 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre la vita. Racconto, voci, servizi, momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. L'appuntamento davvero da non perdere domenica sera su Antena 3 alle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Prevale l'alta pressione, sia pure accompagnata dal transito di nubi, senza tuttavia determinare precipitazioni di rilievo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 19 febbraio. Sul Veneto tempo ancora stabile, inizialmente al mattino avremo foschie e nebbie diffuse, a tratti saranno anche fitte e localmente persistenti, specie con il passare delle ore. Giornata dunque piuttosto grigia, anche se non si escludono temporanee schiarite. Temperature stazionarie, minime comprese tra 3 e 7 gradi, valori massimi invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole non si farà molto vedere, salvo per locali parentesi soleggiate sui monti, altrove cielo in prevalenza coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. La grafica cambia perché in effetti qui ci sarà un ampio soleggiamento, salvo per locali banchi di nebbia, specie sui settori più meridionali della regione. Temperature minime sui 2 gradi, massime infine sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.